È stato un pizzino, un biglietto scritto dal boss Francesco Pesce, dopo il suo arresto avvenuto il 9 agosto scorso, a consentire ai carabinieri di ricostruire il nuovo organigramma del clan Pesce di Rosarno. Nell'ambito dell'operazione odierna, denominata Califfo, sono stati eseguiti dai carabinieri di Reggio Calabria 11 provvedimenti di fermo nei confronti di presunti affiliati alla cosca Pesce e arrestati 3 familiari della testimone di giustizia Maria Concetta Cacciola, suicidatasi nell'agosto del 2011, tra cui i genitori ed un fratello, per averla costretta a ritrattare le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria. È tornata oggi a Crotone dopo 35 anni la stela egizia che sul finire degli anni 70 venne ritrovata da un tombarolo per poi finire nella raccolta egizia del Museo del Castello Sforzesco di Milano. Si tratta della stele di oro sui coccodrilli, alta meno di 10 cm, utilizzata come talismano contro serpenti, scorpioni e coccodrilli da un viaggiatore egiziano approdato a Crotone tra il 378 ed il 341 a.C. La stele è stata confiscata dai carabinieri ed è stata consegnata alla soprintendente ai beni archeologici della Calabria Simonetta Bonomi. Protesta questa mattina davanti al palazzo della prefettura di Catanzaro di alcune decine di lavoratori del gruppo Standa che hanno chiesto un incontro al prefetto in merito all'avvertenza che li riguarda. Il gruppo Standa ha infatti chiuso 10 filiali in tutta la provincia, licenziando 80 dipendenti. Da qui l'iniziativa volta a coinvolgere il rappresentante del governo nella ricerca di una soluzione per la pesante situazione di oltre 50 lavoratori dei supermercati Standa che non ricevono lo stipendio da ben 7 mesi. Si è incatenata davanti la villetta di Cozzo Pirillo a Mendicino, interessata da una frana 3 anni fa, Angela Aroni, madre di 2 bambine, che rivendica il suo diritto ad una casa. Dall'8 febbraio del 2009, a causa delle incessanti piogge, una parte di costone si staccò all'improvviso e scivolò verso valle, portandosi dietro il cortile e una porzione della cancellata di un complesso di villette appena realizzate e altre ancora da completare. Da allora 8 famiglie sono state sgomberate e ora vivono in un alloggio di fortuna. Il gesto simbolico e circa 200 firme raccolte per richiamare l'attenzione di istituzioni e opinione pubblica.